Poi dicono che non è fallo, ti fanno acceso. Ma mi sto cagando fra, non ce la stiamo pallone. Dai, vabbè. Diciamo si ritorna lì per un calcetto ignorante. Ma che ci fai tu qua? Ho portato anche il pubblico delle grandi occasioni. No, non sei fatto. Con la cera lucida ho fatto. Che hai fatto? Scienza va tutto cosa veramente. Questo è un karma, va giù. Non si vado a ta macchina, non si vado. La cera lucida e c'era fatto. Quindi c'era, non si più. Poi, cioè, proprio da calciatore. Un calciatore? Eh sì, perché comunque la domenica pomeriggio dopo mangiato. Quindi... No, non fanno così. Questo era un lama. Guarda qua, c'è proprio l'ingresso di Vabbè, quindi... uno stadio. Numero uno. Propai. Perché sei il numero uno, Andrea? Sì. Pure il primo. C'è anche Ronaldinho! Te l'aspettavi un ritorno del calcetto ignorante? No, io mi vedi colta la sprovvista. Non l'aspettavo. Vai giù, stasera. No, il Barcellona io non l'ho portato stasera. Perché una maglietta in mezzo. Però l'importante è vincere sempre. Incredibile, quanta gente, mi sto emozionando. Non te l'aspettavi oggi? No, ma oggi in due bagni. Perché stimoli comunque una gran cagata. A proposito, però. Due culo ci stanno miste tra merda e emorroide. Ma in questo momento però. Fatti aiutare. Propai! Signori, è sempre emozionante toccare il pallone sull'erbetta, però purtroppo oggi non gioco io. Anzi, facciamo così: 5.000 mi piace e vi porto il prossimo calcetto ignorante dove giocherò anch'io. Ragazzi, le squadre in campo si allenano con dietro questo cielo clamoroso e dall'altra parte invece c'è il Real Madrid. Andrea è stato il primo ad arrivare al campo e l'ultimo ad arrivare a giocare. Cioè, si stanno scarfanando tranne lui. Se no mi starà cagando. Non vi emorroide. Non è il problema. Oh no, eccolo qui. Cristiano Ronaldo. Tu ci vado con loro? Ah, brava, tu sei con noi? Contro, e che ci vuoi a fare? C'è un buon trasimo in campo. Non non fa niente. Io vi siete fatti la maglia bianca e se l'ha fatta apposta, Andrea? E se l'ha fatta apposta? Sì. Se perdite io godo il doppio. No, Andre! Calma, tu giri giù di un fenomeno nella squadra. Non venga nessuno fenomeno nella squadra. Allora... Se vincete godi il doppio, questa è l'unica cosa che ti posso dire inizio partita. C'è una cosa, allora, quindi Africa contro Napoli, ok? Quindi è un derby. No, è il Real Madrid contro il resto del mondo. Ah, ok. Vabbè, chi vince offre all'altro un bicchiere d'acqua. Va benissimo. Oh, comunque ho fatto delle dediche nel caso in cui segno. Non lo guardare. Ah, ok. Vabbè, lo vedremo. Aspetta, faccio tu. Ragazzi, allora cosa fenomeno? Anche l'Atletico, quello che mette l'Atletico, chi vuole combinare quello che mette l'Atletico? Io mi sono messo a ridere, giro su Dio, cioè è solo un Real qua. Ma qua Ma quanti Ronaldo stanno? Allora, questa qual è questa qua? Che maglia che questa hanno? è Questa è Big questa questo è... è 2009-2010, se non erro. O 2010-2011. Questa qua è un po' più originale. Allora, tu sarai Luis Alberto. Ronaldo, ragazzi, voi chi volete essere del Real? Valverde? Ah, tu non giochi? Tu? Vabbè, tu Bellingham. La potremmo fare cosa seria, già battere calcio d'inizio? Oh, allora, e come fai a cominciare? Ah, credi? C'era la luce da c'era Ma pure quando c'è pazienza. forza. Dici tu, c'era la luce da c'era Ma sto facendo calcetti tra amici, ma ci mettere c'era luce da c'era pa. Come fai a giocare così? No, ma oggi mi C'era la luce da c'era pa. mettimi allo pago. Questo è solo tu. Sto peccato, Ma potresti mai mettere la C'era la luce. Ma tutto questo durante una partitella. C'era foto proprio. Perché avevo troppo rimasto pure? Cioè, non so. Non si va pure quando c'è fuoco. No, ma una foto. Cioè, boh, poi diventa più brutto. Cioè. A posto. Era pure Piero Stewart, tra l'altro. Ok, tutto pronto. Vai, siete ragazzi? Vamos! Ok, si parte. Palla subito per Valverde. Luis Alberto, da poco al Real Madrid. Bellingham, quest'oggi a porta. Andrea l'appoggia subito dietro. Luis Alberto. Poco movimento, allora Puyol l'intercetta, ecco qui Griezmann dentro la palla. Giocata clamorosa di Kaká, Riccardo Kaká che sblocca subito il punteggio. Ti gioca a fare questo. Ah, perfetto. Ah, boh, ciao, capo. È inutile giocare. Andrea, già stai partendo sfiduciato. Il Real è subito sotto, allora il tocco dentro per Ancelotti, alza il sopracciglio, la palla fuori di Valverde, il colpo di tacco, allora c'è Ronaldinho che non rischia, guarda dietro per Kaká, permetti il rosso, si apre uno spiraglio da quest'altra parte, la palla presa rincorsa da Valverde,
non spazza il pallone. Ora sì. Ecco qui, se ne va molto bene. Valverde. Dentro per Andrea. Fuse Gamer con la punta, la tocca ancora. Dentro per Luis Alberto. Palla fuori. Secondo me siamo qua, avete equilibrato. A briscola. Secondo me ci si impegna più assai Andrea, perché stanno poco ancora... Friddi chiamato. Ti troppo mangiato, non meno, Con cui ancora metti un russo che vince il duello, lo sfondamento dentro per Puyol. Sfonda la porta su assist di Matthew il Rosso. Forte sulla palla, però dai. In palla, dai, va bene, va bene. 2-0 per il resto del mondo. Ciao, mi sa che qua finisce comunque in goleada. Ancelotti subito di prima ha sbagliato il tocco. Allora ancora il pallone dentro per Ronaldinho, un po' dietro. Allora lo recupera Luis Alberto. La finta di corpo di Fuse per Ancelotti, che sbatte a terra Riccardo Kaká. Fallo, ragazzi, non è fallo. Il tiro. Mi faccio totalmente fuori. Il tiro improvviso. Voglio proprio sapere. Parato da Bellingham col corpo. Fuse. Passaggio, dai. La lasciata. Ci posta. La lasciata. Proprio andava un macato. Vicino a noi. Dentro per Ancelotti. Spalle alla porta. Luis Alberto dietro per Fuse Gamer. Prova il destro. Deviato. Buono Andrea. Andrea ci prova un po' più. Ovvero dire Andrea. In realtà dire. Ancelotti sul punto di battuta, calcio d'angolo dietro per Andrea, il colpo di tacco. Allora riparte il contropiede del resto del mondo con Puyol, chiude tutto Fuse Gamer, il tiro fuori di sinistro. Ma comunque si fanno i chilometri in coppa su qua, ma quando si fa il lungo. Ecco qui ancora Riccardo Kaká, dall'altra vede l'avanzata, il tiro improvviso, ancora lui. Vuoi ripartire? Andrea, cos'era questa finta di corpo? Batte Luis Alberto ancora per l'ultimo baluardo difensivo. Bellingham ci prova. La para Luis Alberto. Ma quando mai è lui Luis Alberto? Calcio d'angolo dietro per Fuse. La finta di corpo. Allora il fallo di Bellingham. Si riparte da dietro. Fuse intimorito torna dietro. Facile. Fallo di nuovo, io. Gesto di fair play. Ah, nostra? No, è fair play. No, quale palla? Quale palla? No, la palla. Quale palla? La palla a destra o la palla a sinistra sarà presa? Ok. Già fa. Confusione in quest'ultimo minuto di gioco. La giocata di Luis Alberto ad eludere l'intervento e poi il tiro. Taluato in urina. La giocata di Griezmann all'indietro per Matthew il Rosso. Dentro per Kaká, che vede l'avanzata di Puyol, che attacca molto forte. Puyol il tiro. La parata di Valverde. Calcio d'angolo. Dentro la palla per Ronaldinho, che è da solo ma non colpisce bene. Allora Valverde riparte per Ancelotti. La partita entra nel vivo con Fuse che stoppa il pallone, se la porta avanti, l'imbucata dentro per Luis Alberto. La giocata e la chiusura di Ronaldinho, ancora l'ennesima giocata, il tiro fuori di poco di Ancelotti. Il Real c'è. Ma come sto gasando? Tutta la difesa schierata. Verde dentro per Ancelotti, dentro per Luis Alberto, il tiro, la parata subito sul primo palo di Matthew il Rosso. Per poi lo stop sbagliato e quindi il recupero palla da parte del resto del mondo. C'è ancora Puyol 3 contro 1 dall'altra parte per Kaká. Kaká se l'accomoda sul sinistro, ce l'ha, il tiro di Kaká fuori di poco. Palla rimessa in gioco. Kaká, Puyol
Ancora Puyol, il tiro! Una cannonata di Carles Puyol. Arrivano anche i complimenti da parte di Ancelotti. 3-0. Palla dentro per Griezmann. Griezmann è tutto solo. Ancora lui. Kaká, stavolta fuori. Stavolta fa Kaká. Puyol. Kaká. Stop importante. Riparte. Giocata. Doppia giocata. E recupera tutto. Qui. No, però. 4-0 resto del mondo. Tutti schierati. Ancora qui il numero 5 dei bianchi. Protegge il pallone. Ancora dietro. Fa buona guardia, mette il rosso. Si torna da Valverde. Palla troppo lunga. Palla dentro per il 5 che si gira. Ancora Ronaldinho. Un muro invalicabile quest'oggi. Ancora Fuse. Cerchio di centrocampo. Avanza per Bellingham La troia. che sbaglia lo stop. Ancora Fuse dentro la palla buona. C'è da solo Kaká. Kaká in campo aperto. Kaká 1 contro 1. Lo mette a sedere. La palla va fuori. Per Luis Alberto dentro per il numero 5 Ancelotti. Di Suole. Ancelotti il tiro, il palo. A dirgli di no. Altro angolo per i bianchi, la palla dentro. Palla clamorosa di Fuse e a porta vuota. Il 5 fuori. Palla dietro per Kaká. Riparte il resto del mondo. Lo stoppa inseguire di Ronaldinho. La perde malamente. Diciamo sviene Ronaldinho. Subito batte qui Ronaldinho dentro la palla e il tiro! La parata di schiena. Ah, di spalla, di gomito. E poi prende il gol. No, fra, ma è squilibrato, dai, oh. Facciamo da qualcosa? No, serio, ma non perché... al campo forse 2 gol li facciamo. Bella idea questa. Perché quale? Se si levano dal campo, 2 gol li facciamo. Che bello ci sta. Andiamo a 7 è capputtone, aiuto, che... 5-0, bro, a manetta. No, ho detto 7-0 capputtone, che andiamo in squadra, fra. La palla intercettata da Ronaldinho, il fenomeno brasiliano. Ronaldinho, la palla è deviata. Ancora Puyol, dentro, per Kaká, l'esterno, per Griezmann. Allora parte Luis Alberto per il Real Madrid, il tiro, la parata ancora di Matthew il rosso. C'è da solo il fenomeno brasiliano. Ronaldinho, la finta. Ronaldinho, la parata. Il tiro e il palo. Clamoroso. Fuse riparte subito, ma poi c'è Puyol che intercetta il pallone. Il tiro fulminante di Carles Puyol. Lui qua posso andare prima di là, però è difensore lui, bro, che ti fanno a fare? No, oh. Ma stiamo giocando pure, cioè non posso fare niente. Non c'è difensore, mi metto prima di là, serve il difensore qua, bro. Non posso mettere. Il ragazzo là giallo si mette in difesa fisso qua, vado io pure di qua. È forte, sono più forte, dai. Ma scusa. Ma mi sto cagando cazzo, fra, non ce la stiamo pallone. Stiamo giocando buono, stiamo giocando. Perché devi venire. Vado pure io di là e viene uomo giallo qua. Mi vedi qua, dai. Quindi ufficialmente cambio di squadra per... Ma io cambio sempre sponda. Aspetta, c'ho... Ah, c'è anche un'altra maglia. Allora il cambio di visa di Cristiano Ronaldo da bianca diventa viola. Ti ho tradito, Sarnè. E l'altro tradimento di Puyol che passa al resto del mondo al Real Madrid. Perché le perso due, non perso giocare senza Va bene, me la per farti il livello, non è acciso. Poi dicono non è fallo, ti. Non è acciso. Az. Già, ma si fa sul serio, Re? Angelo, mi fai fallo. Angelo. Cosa ho detto prima? Che prima dovevamo vincere, ora dobbiamo vincere insieme. Va bene. Ci siamo una grande squadra. Dai, ci beviamo dopo un bel bicchiere d'acqua, dai. E allora si riparte questa seconda frazione di gioco con calciatori invertiti. C'è Fuse dall'altra, Puyol dall'altra parte invece. Allora il tiro subito del 5. Fuori. Subito lo stop orientato di Fuse. Allora dentro la palla per Kaká. L'avanzata di Kaká. Dall'altra si fa vedere Ronaldinho. Se la porta male avanti, scivola Ronaldinho. Real in possesso del pallone. C'è il 5 che può calciare. Forse sì, forse no. Giocate su Fuse che si inginocchia, gli chiede la mano.
La palla resta in campo. C'è Puyol, la giocata di Puyol, il sinistro deviato all'ultimo da Kaká, ex compagno di squadra. Il Real, calcio d'angolo, la parata di Griezmann. Fius dietro per il portiere, si gioca facile da quest'altra parte, Fius ancora, si fa vedere l'avanzata, se la chiama sulla fascia, c'è Fius di dentro, il pallone per il palo clamoroso di Kaká. Tutti gli amici schierati, la palla un po' troppo lunga, però la giocata non conclusa per poco. E riparte 3 contro 0 di Kaká, che calcia a botta sicura e si immola per la causa il portiere del Real. E qui la palla dentro per Fuse Gamer, il primo gol di Fuse Gamer con la maglia viola del Real, che va a dedicare subito l'esultanza al suo barbiere. Un colpo di tacco clamoroso. E poi la dedica speciale a Chef Franco, perché sembra uno spettacolo. Mi hanno sottovalutato. Per poi! Dentro la palla per Valverde, la vuole calciare, infatti sì, e Fuse si allunga per salvare il risultato. Allora può ripartire il resto del mondo con la conclusione clamorosa di Kaká, che porta il 2-0 improvvisamente. Lo sapevo! Sai da cosa si guarda? Si vede. Dagli occhi, Camel, guardalo. Guardalo! Non me. Luis Alberto di sfondamento, poi c'è Giovanni che si autogasa. Ancora Real in possesso con Luis Alberto dentro per Bellingham, ringhia su di lui Matthew il rosso, recupera ancora il Real Madrid, il tiro clamoroso, la parata di Ronaldinho e poi ancora il tiro. Assurdo qui anche l'intervento di Fuse Gamer, che non la fa uscire e fa rifiatare i suoi. Attenzione dall'altra parte con calma per Kaká, l'1-2, bella azione. Bisogna ritornare qui perché il Real Madrid attacca. Il Real Madrid attacca con il tiro, quasi gol, assurdo. Metti il rosso, l'avanzata, la giocata, la palla dentro per Fuse. Fuse Gamer, la doppietta magica del capitano. Questo è il mio team, cazzo! Però aspettate ragazzi, scusate. Perché? Vediamo un po'. Cos'è? Ecco. No. Sambuca, bollette, diretta. Grande occasione. Cioè, questa è la tua vita, praticamente. Ancora Real Madrid. Lo sfondamento e la parata ancora su di lui. Il nervosismo di Luis Alberto. Rimessa, battuta subito. Il tiro da fuori. La parata clamorosa di Kaká. Assurdo. Non vuole proprio entrare il pallone. Ancora Puyol. Se l'accomoda ancora. Ancora Puyol. Può calciare. Palla dentro. Ecco. A tu per tu. Sbaglia clamorosamente il tiro. Luis Alberto fuori. Partita assurda qui al Wembley Stadium. Allora qui si entra proprio nel vivo del gioco e del campo. Il Real. La palla, la giocata splendida per il 5. Il tiro. Vorrei che ne entrasse almeno uno. Scriptata? Fuse dentro per Kaká. La giocata di Kaká. Deludere l'intervento di un avversario, di due avversari. Kaká. Le solite giocate. Dentro per Fuse. Dietro per... Madonna che giocata! E che azione! C'è Fuse dall'altra. Per Ronaldinho il tiro! Azione da Real Madrid. Quando invece era il resto del mondo a giocare. Ma chi stai marcando? Rimessa laterale per il resto del mondo. Ancora palla per Fuse, il tiro improvviso sul primo palo. Ancora la palla dentro per Ronaldinho. La porta è stregata per Ronaldinho, che però deve ritornare a difendere perché il Real attacca. Il palo del Real Madrid. Porta stregata. Riparte stavolta il Real Madrid. La giocata su Ronaldinho prende un tunnel. Ancora il tiro. L'ennesima parata su Luis Alberto. Carles Puyol.
L'intervento a deludere l'intervento di Fius. Ennesimo tiro. Palla porta ancora non sverginata. Ecco qui il tiro. Stavolta parato in 2 tempi. No, c'è solo Fius in contropiede e da solo Fuse Gamer. Fius! Non ci credo, il palo! Il palo da solo. Gli dice di no. E riparte il Real. Ed è un 2 contro 0 stavolta. E arriva la prima rete di Ancelotti a sverginare quella porta maledetta. Il canale, che vuol dire lo spettacolo, subito 1-0, Lukaku. O non è lo spettacolo? Riparte ancora la squadra di Fuse. Fuse subito dall'altra parte per Ronaldinho, la stoppa elegantemente e non la fa uscire. Matthew Russo. Ancora Kakà. Il tiro! Madonna! Kakà, che tiro! Di poco fuori. Per poi ancora Fuse che cerca l'anticipo. Il tiro! La doppietta di Carlo Ancelotti! Subito 2-0, Lukaku. È uno spettacolo, cazzo. È o non è? C'era lucido, c'era opaco, subito. Facciamo un mix. Ancora Kakà. Il tiro deviato. E allora riparte ancora il Real Madrid. Ora è partita vera. Il colpo di tacco. Protetta la palla da Kakà. E l'ennesimo rimpallo vinto da Kakà. Cioè Kakà sul punto di battuta. Ancora Ronaldinho. Veramente indisturbato stavolta. Avanza il brasiliano. Giocate da brasiliano. Che però non portano a nulla. Se non al tiro stavolta fuori ancora di Luis Alberto. C'è ancora Ronaldinho che vede dentro Fuse Gamer e da solo. Già stai correndo? Sussuran. Mamrugam, la sardata pack. Parte il Real Madrid. C'è Valverde. Ritorna Fuse. Valverde. Dentro per Bellingham. Ha tutti davanti Bellingham. Non sa cosa fare. La dà però a Fuse Gamer, che si incespica sul pallone. Riparte e il tiro. Con una finta di corpo se ne va Fuse Gamer. Ancelotti cerca qualcuno al centro. Ora arriva. Madonna, la traversa clamorosa di Puyol. Assurdo. Porta stregata veramente. Bella. La giocata di Fuse. Di Fino. Arriva davanti al il palo clamoroso di Fuse. E riparte il Real. C'è da solo Ancelotti. No, non ci credo. Tre contro 1. No. Non ci credo. Non è entrata veramente. Madonna, l'azione in solitaria, rabbiosa e vittoriosa di Puyol. Quindi Waiu, chi fa gol vince la partita. Il resto del mondo che attacca può essere l'ultimo pallone di questa partita. Fuse dietro, ogni pallone scotta. Allora Kakà l'ha giocata, persa per un secondo la palla. Kakà braccato da Luis Alberto. È una sfida a 2, il tiro. La parata clamorosa di Ancelotti. Calcio d'angolo resto del mondo, dentro la palla. Per poco fuori. Palla sanguinosa, tenuta però in gioco molto bene da Luis Alberto, in mezzo a 2, ancora palla dietro per Valverde, c'ha Fuse addosso, braccato, Valverde non perde il possesso, ora però sì, palla tenuta in gioco, ma ancora del Real Madrid. Palla giocata molto bene da Puyol, Puyol avanza dall'altra parte dentro per Zarnella sul sinistro, Luis Alberto. Ecco Kakà, guarda negli occhi l'avversario, poi la scarica per il brasiliano Ronaldinho, la palla per Kakà dall'altra parte, c'è Fuse da solo, ma segna sempre lui e quindi finisce 1-0 per il resto del mondo. Cosa ti senti di dichiarare? Sono stanco. Sei stanchissimo e felicissimo. No, ho detto ragazzi, fa sposto di equilibrio nonostante sia la mia squadra, lo dico. Non correte proprio, Ma non è l'unica delusione della serata, tranquillo. Lazio Fiorentina ti aspetta, Mandragora, Parisi, non lo so. Sono Fiorentina. Ma quando mai? Quando mai? Quanto è finita?